Nuova puntata di Punto Dem, lo spazio a cura del gruppo consigliare regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo come ospite nuovamente il consigliere regionale Armando Zecchinon, ben Buonasera, ritrovato. Zecchinon, grazie. oggi parliamo di un argomento molto importante, quale sport e soprattutto giovani, anche perché il connubio è vincente e soprattutto si crea socialità. Certo. La quinta e la sesta commissione che si occupano di tematiche sportive e sociali sono state la Camera di preparazione della legge poi votata dal Consiglio. Su quali punti ci si è basati per arrivare a delle prospettive per il futuro? Sì, facciamo riferimento a due leggi particolari che sono state fatte da questa amministrazione, la 16 del 2014 e la 23 del 2015. Sono due leggi che riguardano appunto in particolare lo sport, ma che comprendono anche la cultura, i giovani come si diceva, e quindi da questo punto di vista abbiamo voluto dare una particolare attenzione a quello che secondo noi non è un aspetto marginale, tutt'altro, anzi abbiamo voluto mettere un'attenzione massima a quello che era lo sport, proprio perché per sostenere ed essere a fianco di quelli che sono i giovani e anche gli adulti. Naturalmente lo sport ha un percorso privilegiato in quello che noi consideriamo essere un percorso per i giovani, in quanto crediamo che lo sport sia portatore di valori che in qualche modo riescono a creare amicizia, lealtà, capacità di rispetto degli altri, un momento comunque di socializzazione che richiede impegno, coraggio, ma anche la consapevolezza dei limiti di ciascuno. Quindi sono tutti atteggiamenti che sono stati tenuti conto quando abbiamo appunto predisposto le leggi e naturalmente riteniamo che siano degli ideali sempre validi, ideali che naturalmente rispecchiano di valori non solo sociali ma anche educativi e naturalmente anche culturali. Il rispetto delle regole e l'accettazione delle differenze che ci possono essere all'interno di una squadra, la cittadinanza attiva sono tutti elementi che in qualche modo ci aiutano a capire come lo sport sia importante e come uno strumento che valorizza ogni persona umana, come proprio quella ricchezza che ciascuno di noi porta del proprio essere. Ecco, consigliere, quindi concretamente quali interventi troviamo nell'ultima legge di stabilità proprio riguardo allo sport e quali finanziamenti puntuali trovano spazio nella stessa legge finanziaria? Sì, allora diciamo che le due leggi che ho citato inizialmente sono quelle che in definitiva hanno proposto degli obiettivi, naturalmente poi la legge finanziaria è la legge che in qualche modo mette i soldini per poter arrivare a certe iniziative. Ecco, sulla legge finanziaria o la legge di stabilità come viene detta, quest'anno noi abbiamo previsto uno stanziamento di 47 milioni, qui devo farmi aiutare un po', no? E naturalmente sono 28 milioni di euro per le attività culturali e per il consolidamento di interventi di manutenzione ordinaria dell'impiantistica sportiva, mediante lo scorrimento di una graduatoria che ha riguardato la possibilità di implementare questo capitolo con circa 1 milione, anzi più di 1 milione di euro, oltre a garantire 12 milioni per i beni culturali e l'impiantistica sportiva, insieme ai 4 milioni di euro per le attività ricreative e sportive. Circa altri 2 milioni e 3 sono stati poi destinati a nuovi interventi di varia natura, la straordinaria manutenzione per quanto riguarda alcune strutture, l'acquisto di attrezzature e di attrezzi e naturalmente abbiamo messo anche 250 mila euro per alcuni eventi eccezionali che potrebbero ricadere appunto nelle strutture sportive. Immaginiamo un Fortunale che in qualche modo potesse investire le strutture sportive e così via. Come per esempio, e qui entriamo nel concreto nostro, abbiamo messo 160 mila euro per assicurare l'apertura e la fruibilità del palazzete di ghiaccio di Clauta assieme a quello di Pontebba. Quindi crediamo comunque di aver predisposto una legge anche finanziaria che in qualche modo guarda veramente al settore sportivo, culturale, come dicevo prima, dei giovani. Consigliere, mondo professionistico e dilettantistico, ma anche sport amatoriale. Come si Sì. muove la regione tra questi livelli, a volte molto differenti tra di loro? Esatto. Beh, per quanto riguarda lo sport professionistico diciamo che non siamo interessati direttamente, quasi la regione sostiene in modo collaterale questi avvenimenti. Anche qui mi faccio aiutare da un esempio concreto.
concreto. Quest'anno una tappa del Giro d'Italia arriverà appunto nella nostra regione e per esempio 300.000 euro sono stati messi dalla regione per l'asfaltatura dell'Abiano Piancavallo, quindi sono comunque degli interventi a margine di quello che potrebbe essere l'iniziativa, mentre per quanto riguarda invece i contributi veri e propri per i non professionisti e per i dilettanti in particolare, sono dei contributi che vanno collegati anche al settore turistico e naturalmente qui entriamo nell'ambito dei bandi e proprio per questo ci sono tutte quelle manifestazioni e quel sostegno di enti di promozione che possono in qualche modo aiutare a comprendere e a percorrere delle strade nuove. Colgo l'occasione per fare un plauso a tutto il volontariato che sta dietro appunto al mondo dei dilettanti e degli amatori e questi sono veramente una risorsa molto importante per quello che riguarda le attività vere e proprie ma anche per la sopravvivenza delle stesse strutture. Spesso la regione o in genere gli enti pubblici non arrivano lì dove sarebbe necessario. Consigliere, un'ultima domanda, è stato anche molto esaustivo. Spostandosi quindi sul versante sociale, attraverso quali interventi regionali si incontrano sport e disabilità? Ecco, questo è un punto molto importante, in quanto diciamo che alla base di ogni iniziativa legislativa, almeno da quanto posso capire tra la quinta e la sesta commissione, abbiamo sempre messo lo sviluppo integrale della persona, quindi una particolare attenzione e naturalmente le associazioni sportive hanno avuto dei contributi proprio per cercare di accordarci a quelle che sono le loro finalità statutarie e quindi rivolte a manifestazioni, a favorire la pratica sportiva e così via. In particolare adesso ho sotto mano un finanziamento che è stato dato per le attrezzature per i disabili, sono messi 50.000 euro che in questo caso rientrano appunto fra le priorità che vengono date dalla legge finanziaria. Naturalmente ci sono altri canali contributivi e qui abbiamo quelli che sono legati ad un settore particolare, per esempio per l'handicap o per le persone disabili abbiamo tutto il capitolo della sanità e quindi una commissione che non mi interessa direttamente, ma che naturalmente a mio avviso rappresenta un po' l'anello di congiunzione fra le varie appunto, possibilità di intervento. Io vorrei sottolineare che a questa sfida la Regione non si sottrae, tutt'altro, anzi riteniamo che comunque le differenze possano essere un aspetto culturale molto importante e questo atteggiamento vuole in qualche modo essere capace di accompagnare anche la disabilità perché riteniamo che tutti siamo persone, che la disabilità è una condizione di vita ma non fa senz'altro una differenza fra le persone normali e quelle persone che invece sono appunto diversamente abili, come spesso si suole dire. Io ringrazio Armando Zecchinon, Punto Dem si chiude qui, ricordo lo spazio a cura del gruppo consigliere regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, tantissimi gli argomenti che affronteremo anche nelle prossime edizioni, quindi non vi resta che rimanere sintonizzati con noi, alla prossima.